semplice. Io credo che su questo messaggio semplice noi possiamo fare una campagna referendaria. Noi vogliamo un'Italia di cittadini contro un piano di Licio Gelli che il governo Renzi sta attuando. Io credo che occorrono messaggi forti, dove individuiamo quindi da un lato la torsione autoritaria identificandola quello che significa e quello che evoca in tantissimi italiani, Licio Gelli, le complicità, i rapporti anche lì con il sistema bancario e tutte le vicende che stanno venendo fuori dietro a Banca Etruria e compagnia. Non è casuale che ci sia Carboni che è emerso anche sullo sfondo di questa vicenda. Carboni riporta esattamente a Licio Gelli. Allora, questi temi io credo sul piano di legalità, di cittadinanza contro sudditanza, questi sono gli slogan sui quali più facilmente possiamo farci capire dagli italiani, altrimenti viene facile il gioco a Renzi per dire che noi siamo i vecchi conservatori e l'innovazione. Noi dobbiamo invece dimostrare che lui è la riedizione di un vecchio progetto che si sta attuando, ed è il progetto di Licio Gelli. Io credo che su questo noi dovremmo riflettere e puntare anche su questo per costruire una campagna nostalgia referendaria, che il 2016, l'anno in cui appunto molto Licio Gelli, che sono è stato proprio qualche settimana fa, sia invece l'anno della riscossa costituzionale, nel quale il piano di Licio Gelli, ereditato da Renzi, verrà sconfitto. Grazie.